Buongiorno. Buongiorno. Oggi ci doveva essere il sole. Ma in realtà c'è una sorta di nevischio. Sì, ogni tanto sì. arriva giù tipo nevischio. A parte che ci ha dato una sberla poco fa quando siamo rientrati. Comunque, in questo tour della Gallura la parola che ci avete sentito nominare, che ci sentirete nominare più spesso, è vento, che continueremo a nominare. Beh, anche pioggia. Però più vento. Più Sì, vento. perché ieri notte, comunque allora, ieri siamo arrivate a Portocervo e ci siamo messe in un parcheggio un po' nella civiltà, diciamo così, per evitare appunto troppe raffiche di vento, e infatti si stava abbastanza bene, cioè, niente di che. Ma intorno all'1 di notte, insomma, si è alzato il vento a 60 km/h, fortissimo, il van che ballava, quindi intorno alle 2 Giorgia ha detto basta! Ah, non avrei dormito. Anche perché stavo prendendo giusto sonno e quindi è stato un problema perché poi non ho più dormito. E quindi Giorgia si è messa alla guida così in pigiama direttamente, abbiamo cercato una via dietro un residence e diciamo che lì Siamo state un pochino più riparate. si stava un po' meglio e va bene. E stamattina abbiamo detto oggi è una bella giornata, andiamo a vedere le spiagge, ma è proprio una bella giornata, è una bellissima giornata. Comunque noi siamo qua nel famoso porticciolo di Portocervo, dove in questo periodo dell'anno è il classico posto moto. Ci sono pure pochi yacht come si dice? Yacht. Yacht. Ribattezzato tutto. Siamo andate al faro di Capoferro. Vabbè, c'è il faro nuovo, poi ci sono due fari vecchi. Sì, c'era un bel freddo, freddo. E niente, adesso siamo qua davanti alla chiesa di Stella Maris. Sì. Cioè, insomma, nel mio paese in realtà ho saputo che sta iniziando a nevicare, la cosa mi rattrista parecchio perché io adoro la neve nel mio paese e va bene. Attendiamo, attendete con noi. Va bene. Stiamo andando alla spiaggia del Grande Pevero, sempre qua a Portocervo. Io su Maps poco fa ho letto Grande Povero, non è il massimo essendo a Portocervo, vero? E vabbè, non saranno neanche belli i colori del mare dopo questa grandinata, però noi vi offriamo le spiagge in un'alternativa Vuote. diversa d'inverno. Vuote, però. Allora, la spiaggia che avete visto poco fa era quella di Romazzino. Adesso stiamo andando alla spiaggia del Principe. O deli Coggi. Oggi? Boh. Non l'ho letto. Ci sono i cacciatori perché oggi è giovedì ed è giornata di caccia. Buona domenica.
domenica. Poco fa abbiamo visto i cagnolini e anche i cacciatori. Noi non siamo cinghiali. Devo prendere fiato. Bene bene, il tour mattiniero delle spiagge è finito per adesso, anche perché è mezzogiorno. Il 40. Di già, ero convinta fosse mezzogiorno. E quindi torniamo al van e prepariamo il pranzo e dopo si continua. Buon pranzo a tutti. Stiamo mangiando? Boh, gnocchetti, che so, tirolesi, che so, Del Trentino Alto Adige. del Trentino con Agli spinaci, sono quelli agli spinaci con gorgonzola, Gorgonzola, radicchio radicchio e e noci. noci. Hai fame? No, per niente. Allora, siamo a Capriccioli? Capriccioli? Sì, Capriccioli. Capriccioli. Adesso ci facciamo una passeggiata. Qui sono praticamente 4 spiagge. Capriccioli nord, sud, est, ovest. Dov'è che sta di solito? Sta là. Con, Qua, tu- qui. con dentro tutta quella roba. Sta. Vedrà? Ti devi mettere quello. No, questo sta qua sotto. Dicevamo? Cosa dicevamo? Che stiamo andando a fare una passeggiata in spiaggia. Sì, che poi si possono vedere. C'è un sentiero che Sì. parte da una e C'è un sentiero che parte da una e le collega a tutti e quattro, che sarebbe molto più bello a vederle così. Però con questo tempo non la rischiamo. No, perché piove 5 Ogni- minuti, sì. poi smette, poi ripiove. No. E quindi niente, adesso la facciamo così. Che dirvi? Ci dispiace farvela vedere col tempo così. No, ma già così è stupenda. Sì. Se uscisse un po' di sole magari. Vorrà dire che torneremo col sole. Questa è Capriccioli Sud. Qui c'è Capriccioli Ovest. No, però era segnato come est. No, l'ho visto tutto. Sta piovendo. Praticamente vabbè, su Google la chiamano, sono 4 spiagge, nord, sud, est, ovest. Qui praticamente la est è divisa in 2 parti, quindi c'è quella est, ovest e sud. Comunque le abbiamo viste tutte, pensavamo di aver fatto confusione dicendo i nomi, ma No, vabbè, comunque almeno sta piccola zona sarebbe da rivedere col sole, non con questo vento gelido e la pioggia. Bene ragazzi, adesso
Saliamo sul van, cerchiamo un posto dove chiudere la giornata e fermarci. Sì. E quindi credo che ci rivedremo domani.